Vangelo del giorno, il segno di Giona. Salve a tutti carissimi. Leggiamo il Vangelo del giorno dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Commento al Vangelo di San Cirillo di Gerusalemme, vissuto nel IV secolo d.C., vescovo di Gerusalemme e dottore della Chiesa. Nella sua catechesi battesimale scrive San Cirillo: «Voi dovete portarci la prova che sia possibile la risurrezione di un uomo sepolto da 3 giorni. Cerchiamo dunque una testimonianza del genere. La troviamo nel Vangelo, dove il Signore Gesù stesso dice: come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del cetaceo, così il Figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra». Cercando di penetrare il tipo della storia di Giona, troveremo sotto il velo di numerose analogie la verità viva di Gesù. Gesù, come Giona, fu mandato a predicare la conversione, ma mentre Giona, ignorando quanto gli potesse accadere, fuggì, Gesù invece volentieri e con prontezza si mise all'opera di conversione e di salvezza. Giona, dormendo sulla nave, russava, mentre nel mare la tempesta infuriava. Anche Gesù dormì come Giona, mentre nel mare s'era scatenata una tempesta. Dio la volle suscitare perché fosse riconosciuta la potenza di colui che dormiva. Giona fu buttato a mare e andò a finire nel ventre del cetaceo. Gesù invece volle spontaneamente discendere dove abitava il mostro della morte. Lì discese spontaneamente perché la morte vomitasse gli uomini che aveva ingoiati. Lo dice la scrittura: li strapperò di mano agli inferi, li riscatterò dalla morte. Credo che Giona fu preservato dalla morte in quanto tutto è possibile a Dio, e credo pure che il Cristo fu risuscitato dai morti, come attestano le tante testimonianze delle Sacre Scritture e le opere potenti del risorto constatabili ancora oggi, a partire dalla sua ascesa dagli inferi. Dopo esservi disceso, discese infatti Cristo nel regno della morte, e di là ascese, non più solo, ma con una moltitudine di santi, i cui corpi risvegliò dal sonno di morte.